Quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna e bada ben che non si bagna, che la voglio regalare. Don't you worry, don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright, everything's gonna be alright. So don't you worry, don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright, everything's gonna be alright. It's gonna be alright. Thumbs up vibe, ready for the night. Sì, amici di Telefriuli, è proprio così. Siamo pronti per trascorrere insieme questa 31 dicembre, per chiudere questo 2022 e entrare nel 2023 con questa edizione speciale. Ormai qualche anno che vi facciamo compagnia di 10-100.000. Abbiamo aperto con Roger DJ perché lui ci farà il sottofondo musicale, ovviamente con le canzoni più belle o comunque quelle che hanno avuto più successo, più popolari di questo anno che ci stiamo lasciando alle spalle. Ma non ci saremo ovviamente solo io e Roger. Voglio fare sempre un saluto e un ringraziamento perché 10-100.000 ha una storia dal 1999 qui su Telefriuli. Topo Gigio, quel mazzolin di fiori. Un saluto anche a Gianmarco De Michelis che anche questa sera è impegnato per lavoro, ma sapete che fu lui che nel 99 individuò questa canzone come sigla e noi ci stiamo portando. Quindi ciao Gianmarco e buon lavoro anche a te, perché il 31 dicembre, ma non ci saremo solo io e Roger. So che a te piacerebbe molto trascorrere la serata di Capodanno solo con me, ma abbiamo tanti altri ospiti. Iniziamo da Marisa Benes, un applauso per Marisa, eccola qui. Angelo e Elisa, un applauso anche per voi. Ma può mancare Sdrindule? No, non può mancare Sdrindule. Direttamente dalla finale nazionale di Miss Italia, colei che ha rappresentato il Friuli Venezia Giulia, Maria Franceschi. Finale di Miss Italia si è tenuta una decina di giorni fa a Roma. E poi c'è Paola Rizzotti, modashow.it. Parliamo di Miss Italia e non possiamo parlare anche con Paola, che poi anche lei è una delle colonne portanti di 10-100.000. Poi il mago, René Magic Illusion. L'unico mago che riesce a far sparire le bollette della luce e del gas, quindi teniamocelo buono, riesce a far sparire anche queste. E poi non può mancare la musica dal vivo, la Straballo Band. Pedro, 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 fidati di me. Pedro, 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 tornerò da te. Grazie! Siamo veramente contenti di essere qui stasera. Io sono felicissimo. Festeggiamo anche questo Capodanno tutti assieme con la musica. Esatto, poi io sono molto felice perché sono circondato da amici, perché in realtà questa è una festa. Ci siamo veramente sentiti al telefono. Ragazzi, facciamo anche qualcosa quest'anno su Telefriuli per fine anno? Sì, lo facciamo e ci ritroviamo insieme ed è bello perché siamo davvero in famiglia e questa allegria vogliamo portarla anche nelle vostre case. Consiglio che vi do, spostate anche i tavoli perché poi qui si ballerà, avremo Marisa Benes e ci farà addirittura i balli di gruppo, so che sta preparando anche questo, poi si sorriderà, tanta buona musica, quindi grazie soprattutto per essere qui con noi, ci fa molto piacere. Iniziamo subito con un ballo, ma io direi proprio di sì. Allora, io chiamerei subito Marisa qui vicino a me. Vieni Marisa, perché per questa prima uscita ti voglio vicino a me, per questa prima presentazione. Innanzitutto grazie al Club Diamante FVG, sei una presenza fissa nelle nostre trasmissioni e mi fa molto piacere. Con molto piacere, siamo qua dopo questi anni un po' difficili, siamo tutti felici di poter partecipare e farvi vedere ancora delle bellissime danze. La coppia che portiamo questa sera qui ad esibirsi nella danza sportiva sono una coppia giovane che ha vinto il campionato regionale quest'anno nella classe A2, quindi una delle più alte, e sono Alexei e Alessia, campioni regionali in carica. Iniziano con un allegro Cia Cia Cia. Alexei, Alessia, a voi!
Bravi, 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 bravi. Insomma, Club Diamante FVG è una garanzia, per questo grazie Marisa. Poi abbiamo anche 2 campioni da intervistare, quindi magari ne parleremo con loro e poi faremo un gioco insieme, magari se volete fatelo anche voi da casa. Ai nostri ospiti, a coloro che sono qui, chiederemo qual è un episodio, un aneddoto, un fatto piacevole che è accaduto nel 2022, perché insomma è stato un anno per certi versi che ci ha dato tante soddisfazioni, per altri magari ha avuto qualche problema, insomma lo sappiamo. Allora sarebbe bello trovare un qualcosa di positivo, Covid a parte, qualcosa di positivo che ci è rimasto di questo anno che è passato. E poi insieme cercheremo di ricordare un capodanno che magari ha lasciato un segno in loro, qualcosa di piacevole, insomma chiacchiereremo anche con loro perché siamo qui per trascorrere un paio d'ore in compagnia, però, l'ho detto, abbiamo un mago che ci fa compagnia, René Magic Illusion. Prego René, so che deve portare alcuni oggetti di scena al centro, vediamo se ce la facciamo. Sì, ce la fai René, sei bravissimo, sei bravissimo, sei bravissimo. Eccolo qui. Vediamo un po' cosa succede. Io so che c'è l'evoluzione del pesce rosso, è vero? Bravo, ciao Michele, buonasera. Grazie. Buonasera. Cominciamo a farci gli auguri già da prima, in modo che... Allora, cosa vediamo? Facciamo l'evoluzione del numero che avevo portato già ancora 2 anni fa e ti faccio vedere qualcosa di particolare che ho creato e faccio solo io. Grazie. Vai. Puoi fare sparire questa per piacere, grazie. Volentieri. Grazie. C'è il pesce rosso. L'evoluzione, ecco, l'evoluzione è questa. Prendiamo un foulard, vedete le mie mani. Ora. Eccoci. 2 pesci rossi. Riusciamo ad inquadrare. Li vedete? Come al solito ci sorprendi con delle belle sorprese. Non c'è Gianni Bellotto che è andato in pescheria quest'anno, ti ricordi? Bene, grazie. Ciao. Con la canna da pesca. Bene. Poi subito... Si muovono come quelli veri proprio, se non è... Bene. René Magic Illusion, grazie René. Dopo ci vediamo perché ci prepara altre cose. Allora... Un po' di musica, lasciate sempre sottofondo la musica, comunque ci fa compagnia. Più tardi, subito dopo la pubblicità, sono prontissimi Straballo e Sdrindole. Quindi avete capito, serata imperdibile, rimanete con noi, un po' di pubblicità e poi siamo qui per aspettare questo 2023 che arrivi. Pubblicità! Quel mazzolin di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori che viene... Eccoci qua! Eccoci qua, abbiamo visto Roger che sta continuando ad accompagnarci con la sua colonna sonora, le più belle canzoni di questo 2022, tanta musica, ballo, ma non poteva mancare la comicità e noi abbiamo la fortuna di avere un grande comico qui con noi questa sera. Sdrindole! Mi sviolina, non stai di quelle sviolinate. Caro Sdrindole. Che figo che sei. Hai capito, hai visto mai?
che piacere essere qua l'ultimo giorno dell'anno. A me fa molto piacere. Io voglio cominciare con te Sì. a chiederti un qualcosa di bello di questo 2022. L'ho detto, no? Che può essere un gioco che può anche essere fatto a casa, no? Perché è bello ricordare le cose belle che ci sono passate in un anno che stiamo salutando. Guarda, ci sono state tante cose belle, più o meno, anche cose tristi. Ho perso tanti amici quest'anno, speriamo che finisca presto per certe cose, però una cosa bella è stata quando mio figlio, quello che sta a Monaco, mi ha detto che diventava papà. Ah, ma che bello! Quindi diventerai nonno Per la terza volta. per la terza. Si Devo- sa già il mese? Sì, adesso a metà gennaio. Quindi manca poco. Manca poco. Devo salutare Sofia e Fabio che mi hanno già detto che se non li saluto non mi guardano più in faccia. Che bella notizia. Sì, sì. E poi nel lavoro, anche una bella notizia, posso dirlo qua, lui lavora in una ditta, non diciamo il nome, informatica ma a livelli alti, è uno dei primi 7 nel mondo. Il figlio, un altro. Sempre lui, sempre lui. Complimenti, complimenti. Ci sono anche cose belle, noi vogliamo sottolineare anche questo. Sì, sì. Senti, ti Dimmi. servo o me ne posso andare? No, se vuoi ti racconto una barzelletta però. Qua, io sono qui apposta. Io. Perché in quest'anno scadono i 42 anni di Sdridule. 42 anni di onesto lavoro. Per far ridere i Furlan, tu sai che è dura far ridere i Furlan. Cosa vuoi ti racconto? Possiamo partire con Tolmezzo, suonano alla porta di una vecchietta carnica, un rappresentante di aspirapolveri, Folletto. Si può dire, no? Sono sempre quelli. Signora, questo è l'ultimo ritrovato del Folletto. 3500 watt, tira su tutto. La signora, vada via, che non arrivo neanche alla fine del mese con la pensione. No, signore, io devo darlo, gli ha messo il piede nella porta, devo darle una dimostrazione. È gratis. Era una carriola di Ledan, sai cos'è il Ledan? Sì. È il PIL italiano, prodotto interno lordo, carriola piena di PIL, gliel'ha scaricata tutta sul tappeto in salotto. E dopo ha detto, signora, se l'aspirapolvere non tira su tutto fino all'ultima pagliuzza, quello che rimane lì lo mangio io. La vecchia è andata in cucina, ha preso il piron, la forchetta e ha detto cominci subito a mangiare che mi hanno tolto la corrente che non Cosa devo dire? Sai che volevo anche smettere, ho detto, però trovo gente che mi vuole bene. Tu sai che il più bel complimento l'ho avuto quest'anno, alla sagra di Pertegada, quando a metà eravamo davanti alla chiesa che ogni tanto passava il don e facevano di non contare barzellette di quelle sporcaccione, e a metà barzelletta suonano le campane e un bambino piccolo ha detto alla mamma, mamma, vedi che ridono anche le campane? Bellissimo questo. E io quella lì la tengo qua, Quella è bella. Sì, veramente bella. Dopo con la musica, anche soddisfazioni con la musica. Io continuo a scrivere, successi pochi, venduto 3 CD, una Menone, una Meagni e una un Marocchin che l'ha duplicati. E il resto è già tanto che siamo verticali. Se pensi bene, il resto è lusso. Come le tue scarpe. Hai visto? Sai da dove arrivano? Sai che me le ha date? Chi? Il Maharaja Abdul Sdrindul, che deve essere il mio vecchio parente, di Gurukul, che è una zona indiana che esiste.
Sai, È che suona male, ma che esista io non metto in dubbio. Appena io ti dico queste cose tu ti agiti, No, no, è qualche strano No. sentimento. Però mi pare così strano girare con queste scarpe qua, Cosa dici? Le hai scelte tue. Senti, un applauso per Sdrindule. Guarda che siamo giusti, Ma hai visto che abbiamo questa sera? Poi a me piacerebbe, se durante la serata riuscite a fare qualcosa insieme, a me non dispiacerebbe. Stai attento, io li conosco da tanto tempo, siamo amici da tanti anni, fanno una bellissima musica e poi sono dei ragazzi, vuoi che te lo dico io, modesti. I più grandi sono modesti. Li facciamo suonare? Vai, Straballo Band, tocca a voi. La Straballo Band, prego ragazzi. Mi divertirò un po' con te, con un bel gioco che mi piacerà. Simone dice che è molto semplice e lui queste cose le sa. Buttare aria le mani e poi falle vibrare. Se fai come Simone non puoi certo sbagliare. So che hai capito, certamente puoi giocare sempre con gli amici tuoi. Come puoi vedere non è difficile, segui il ritmo e niente più. Butta in aria le mani e poi falle vibrare. Se fai come Simone non puoi certo sbagliare. Ragazzi, le mani, Anche chi sta a casa con la minestrina, oggi il cucchiaio, e alzi le mani al cielo e tenga il ritmo con noi, la Straballo Band, per questo 31-12 assieme. Sì, questa sera è festa grande, noi scegliamo in vista sfido, e se vuoi divertirti vieni qua, ti terremo fra di noi. Finché vedrai sventolare bandiera gialla, tu saprai che qui si balla e lo tempo volerà. Saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. Siamo noi, bandiera gialla, vieni qui, che qui si balla ed il tempo voleva. Saprai quando c'è bandiera gialla che la gioventù è bella e il tuo cuore batterà. La musica dal vivo della Straballo Band, grazie mille per l'accoglienza. Grande Straballo. Roger, vai con un po' di... Se vuoi mixa anche, vai con un po' di musica e mixa un po' di brani, perché noi ci stiamo preparando, perché poi arriverà Maria. Vai con la musica, vai. Vai, diamo la musica anche in studio? Maria, potresti venire qui e cominciare a... Ma potrebbe essere un'idea, giusto per far vedere cosa succederà più tardi. Prendiamo 2 volontari che vanno venire con Marisa. Anche del pubblico, Dai, forza. Muoviamo anche una campionessa. Avete presente i balli di gruppo? E andiamo subito con Marisa che ci dà un esempio. Poi conosceremo questa signora che ha fatto cose importanti. Una lezione in diretta di Marisa Benes e Club Diamante FVG. Dammi un buon microfono. No, non mi metto a ballare io, se la risparmio. Dopo ci farà anche Sdrindule. Sfumiamo, abbassiamo, restiamo sempre. Un applauso per Marisa. Tuo nome? Lisa?
Giuseppe, poi Lisa noi ci vedremo con calma. Marisa, fermati. Vieni qua. Allora, come l'ho chiesto, ti faccio papà che hanno, questi signori hanno un fisico. Io non so, ma quante ore vi allenate ancora? Siamo ogni Con la giorno. scusa che tu insegni siamo poi ogni alla giorno fine. alla scuola di ballo, Senti, continuamente. una cosa bella del 2022. Una cosa bella del 2022, per quanto riguarda il ballo, sicuramente la vittoria dei nostri piccoli campioncini, 10-11 anni, hanno vinto il campionato italiano. Non possono essere qua a esibirsi perché sono piccoli, ma sicuramente nei prossimi anni li vedremo. E un'altra cosa anche voglio ricordare a proposito di mia figlia, questo suo progetto per il danza neutral, che riguarda un po' una ricerca sui problemi della danza sportiva. Noi abbiamo sentito quest'anno i problemi della ginnastica ritmica ed è un po' quello che si vuole fare. Giulia, mia figlia, insieme con uno studioso di Graz, hanno preparato un progetto per quanto riguarda appunto la violenza, l'aggressività nella danza sportiva da parte del genere, di un genere contro l'altro, e anche e soprattutto dei coach, come sappiamo anche per la ginnastica artistica. Loro hanno fatto 2 conferenze, una alla Università di Berlino e una all'Università di Trieste, quindi questo è stato un grande lancio, insomma, per una ricerca Bellissimo. e un approfondimento. Bellissimo, bellissimo. Marisa, grazie per la tua testimonianza. E adesso guardiamo qui perché c'è la pubblicità, la guardiamo insieme a voi, poi torniamo con tante altre sorprese. 10, 100.000, 2023. Siamo già pronti? Pubblicità. I fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien... Un po' di musica, Roger. Noi continuiamo ad ascoltare i brani proposti da Roger DJ perché sono le canzoni che ci hanno accompagnato in questo 2022, quindi grazie Roger per aver fatto questa selezione. Io l'ho detto qui, questa sera si canta, si balla e si suona. Io non faccio nessuna di queste 3 cose, quindi potete stare tranquilli a casa, però c'è chi lo saprà fare molto molto bene, quindi sono qui con noi. Ricapitoliamo, la Straballo che ci farà compagnia con la sua musica dal vivo, abbiamo già visto Sdrindule e ci tornerà a trovare le magie di René Magic Illusion insieme a Marisa Benes con i suoi straordinari ballerini, però c'è un ospite questa sera che ci fa molto piacere ci sia venuta a trovare, credo sia la prima apparizione ufficiale che fa dopo la finale di Miss Italia. Ecco, lei che ha rappresentato il Friuli Venezia Giulia alla finale di Miss Italia che si è svolta una decina di giorni fa a Roma, Maria Franceschi. Buonasera. Buonasera. Maria, da dove arrivi? Raccontaci un po' di te. Allora, io sono di Pordenone e quest'estate ho deciso di partecipare a Miss Italia, così diciamo per gioco, per provare qualcosa di nuovo. E sin dall'inizio è andata bene, quindi ho detto vabbè, proviamo a continuare. Andiamo avanti nel percorso. Esatto, e è andata benissimo perché sono arrivata fino alla finale, quindi non posso essere più che felice. Direi proprio di sì, insomma un risultato importante perché pensate, poi chi segue Telefriuli lo sa che Miss in Onda è uno dei programmi dell'estate, sono arrivate le prefinali nazionali in 200 ragazze, Esatto. Ogni regione presentava le sue candidate, poi c'era una giuria tecnica che andava ad individuare la rappresentante di ogni regione Esatto. e per il Friuli Venezia Giulia hanno Sono scelto passata te. io, sì. Quindi innanzitutto cosa si prova a pensare che siete partite in 200, qualche migliaio nel periodo Sì. estivo, siete arrivati in 200 e siete rimasti in 21. Sì, Cosa hai provato in quel momento? È stato molto, diciamo, impressionante, nel senso... Ecco, vedo delle immagini a supporto, Sì, esatto. eccole qui. Inizialmente appunto eravamo in 200, quindi c'era molta confusione anche a Fano durante le prefinali, però dopo quando siamo arrivati in 21 è stato molto più tranquillo, poi anche tra di noi si sono instaurati rapporti di amicizia
e quindi sono molto felice comunque di questo cambiamento da 200 poi a 21. Quindi si è trovata bene. Senti, sì. tu sei stata anche tra l'altro, perché poi Miss Italia ha avuto un percorso, finito quello c'è stato un periodo di pausa di Esatto. qualche mese per l'organizzazione delle finali. Ecco, queste sono le bellissime immagini che ci hanno mandato proprio ringraziando i fotografi di Miss Italia appena sei stata eletta, appunto sei stata scelta per rappresentare la nostra regione, per i nostri giornalisti, per la stampa, mi hanno subito inviato queste foto che erano un'anteprima assoluta per noi. Sono passati alcuni mesi, sei stata ospite anche dei Fatti Vostri Esatto. su Rai 2, insieme a tutte le altre finaliste, perché c'è stato anche questo percorso televisivo. Esatto. Cosa hai provato in quell'occasione sui Fatti È Vostri? stato molto pauroso, diciamo, c'è stata molta emozione, però è stata anche un'esperienza sicuramente indimenticabile che ricorderò per sempre, anche perché era una delle mie prime esperienze, diciamo, in TV, comunque sulla Rai, quindi è stato molto bello. Poi Salvo Sottile, presente ai Fatti Vostri, è stato anche il presentatore della finale. Poi ho visto che tra le prime, nella tua terna ai Fatti Vostri, c'era anche colei che poi è diventata Miss Italia. Esatto, quindi che è una ragazza fantastica, l'ho sì, riconosciuta. lo so, l'abbiamo conosciuta sì. anche noi, veramente un applauso. Anche, eccole, qui al centro, la Miss Lazio. La Miss Lazio. Io ho visto nelle foto che tu hai portato in TV che tieni molto il tuo percorso scolastico. Sì. Hai ottenuto le belle soddisfazioni, stai ottenendo le belle soddisfazioni. Raccontaci di questo. L'anno scorso ho trascorso il mio 4º anno di liceo in America e a fine anno in America c'è, diciamo, la graduation dove, diciamo, prendi il diploma, e io sono riuscita a prendere il diploma ed è stata, diciamo, la fine di un percorso molto importante per me, perché in America comunque ho avuto le mie difficoltà, però quel diploma ha appunto significato di avercela fatta da sola durante, diciamo, dall'altra parte del mondo, quindi è stato un traguardo molto importante. Una bella soddisfazione. Sì. Adesso come ti vedi in futuro? Allora, sicuramente continuerò con l'università, però mi piacerebbe anche lavorare nel mondo della moda e fare magari la modella, comunque lavorare, diciamo, in quest'ambito della fotografia. Insomma, sei partita con Miss Italia, sei Sì. partita nel modo migliore. Senti, io a questo punto ne approfitterei di Paola Rizzotti, perché parliamo di Miss Italia, non possiamo non parlare con Paola Rizzotti. Paola, ci vieni a trovare? Ferma lì, ha sistemato gli appunti con i fogli, le scalette, le cose, perché ringraziamo Giandomenico Ricci che è in regia, poi ringraziamo anche lo staff. Poi io dico sempre che abbiamo poi una regista in studio che è Paola, che continua con gli appunti. Vuoi passare il microfono a Paola? Sì. Allora Paola, innanzitutto sei stata presente anche tu alle finali, salutiamo anche Patrizia Mirigliani con un applauso, la nostra patron straordinaria, come sempre, tra l'altro è stata ospite quest'estate a Telefriuli. Maria è l'esempio di come una ragazza parte con un percorso, magari prova a sperimentare una selezione Miss Italia e riesce ad arrivare così in alto come è arrivata lei, perché ripeto, sono partite qualche migliaia e sono arrivate a 21 e poi lei era tra queste. Come è andata questa stagione? Innanzitutto buonasera a tutti, ma quello che hai detto tu è giusto sottolinearlo, nel senso che pochi fanno questo conteggio, no? Nel senso che ma c'erano 21 finaliste, sì, ma queste 21 erano 200 alle prefinali e quante iscritte in tutto il territorio, erano 8.000, sì, quasi 9.000. Esatto. Quindi io penso che sia una grande soddisfazione per le ragazze vivere tutto questo. Poi il percorso di Maria è stato un percorso molto lineare, molto semplice e facile, permettimelo, ecco, nel senso che lei partecipa a una selezione, non ha mai fatto nulla nella sua vita in questo settore. Arrivò seconda, quindi si aggiudicò la partecipazione alle finali regionali e poi vinse una finale regionale e poi alle prefinali, dove tutto si rimette in gioco, scelsero lei come rappresentante del Friuli Venezia Giulia. Devo dire che lei è sempre stata molto sicura di sé e molto brava, nel senso che noi ci sentivamo tante volte al telefono, tipo ma guarda, stai preparando questa cosa, dimmi come fai, ma lei era molto... secondo me non si è resa conto fino alla fine di quello, esatto. Aiuta quindi, a volte, aiuta, ma secondo me è stata la sua forza, anche per vivere questa esperienza delle finali giù a Roma, il fatto che lei sia andata con, posso dire con leggerezza, nel senso che era una cosa nuova e secondo me lei ha portato a casa tanto, quindi i miei complimenti
A te. Vi facciamo pubblicare, oltre che facciamo privatamente ovviamente, Beh, appena certo, ha portato a certo, casa questo buon risultato. certo. Domanda velocissima Paola, poi tocca la Stravallo. Miss Italia per il 2023, sei già in partenza al concorso? Sì, si siamo prendono le iscrizioni? siamo già pronti, le ragazze si possono già iscrivere sul sito www.missitalia.it e poi verranno contattati, come al solito si inizia nella primavera, insomma, però siamo ci già si può già operativi. iscrivere. Certo, Perfetto. siamo già operativi. Grazie Paola, ti puoi riaccomodare, così Grazie. come pure Maria, tanto voi vi fermate qui con noi fino alla fine. Quindi Maria, come sei col ballo tu? Non sai ballare, vedrai che a fine di questa trasmissione ti farà imparare Marisa, vedrai che i primi passi di ballo li muoverai con lei. A proposito di ballo, noi abbiamo il ballo e abbiamo la straballo. Tocca a voi, prego. Si canta e si balla assieme. A casa vi invitiamo a partecipare. Salite sul divano, salite sul tavolo. Vespe truccate, anni 60, girano in centro sfiorando i 90, rosse di fuoco e inizia la danza, luci con dietro, attaccata una targa, dammi una Vespa l'estate che avanza, dammi una Vespa e ti porto in vacanza. Ma è bello andare in giro con le ali sotto i piedi, se una Vespa speciale ti toglie i problemi. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi, se una Vespa speciale ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una Vespa, una donna no, una Vespa domenica è già, una Vespa mi porterà, mi porterà, mi porterà, mi porterà fuori città. Fuori città, fuori città. Ma quanto è bello andare in giro per i colli bolognesi, se una Vespa speciale ti toglie i problemi. La scuola non va, ma una Vespa, una donna no, una Vespa domenica è già, una Vespa mi porterà, mi porterà, mi porterà, mi porterà. I got chills from all of the light, and I'm losing control for the power you are supplying. It's electrifying. You better step up, you're the leader man. My heart is out of you. You better step up, you better understand. My heart must be true, and there's nothing for me to do. Oh, you want it, I want, you want it, want it, want. Ooh, ooh, ooh. Johnny, you want it, I want, you want it, want it, want. Johnny, you want it, I want, you want it, want it, want. Ooh, ooh, ooh. Now I need, oh yes it is. Ragazzi, scendete a ballare pure voi. Ragazzi, dai, concludiamo l'anno ballando, che chi balla l'ultimo dell'anno balla sempre. Aveva gli stessi occhi che hai tu, diceva le cose che dici tu. Mi avevi abbandonato ed io mi son trovato a un tratto già abbracciato a lui. Perdono, 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 io sto proprio ancora di te. Perdono, 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 il male l'ho fatto più a me. Perdono, 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 io sto proprio ancora di te. Perdono, 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 il male l'ho fatto più a me.
fatto pian me, il male l'ho fatto pian me. E si balla insieme, grazie. Io l'avevo detto che c'è ballo e straballo. Voi rimanete qui perché devo parlare con voi quando rientriamo, perché adesso andiamo con un po' di pubblicità, state con noi, deve ancora cominciare tutto, e questo è l'antipasto, visto che adesso sta cenando. Pubblicità! Di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori. Io ve l'avevo detto, che avremmo cominciato con Angelo e Elisa, io ve l'avevo promesso. Allora, Angelo, comincio da te. Dimmi tutto. Allora, io so che avete ottenuto, tra l'altro parliamo di cose piacevoli del 2022, so che voi avete ottenuto quest'anno dei risultati davvero straordinari. Quindi, raccontaci. Sì, mi permetto di darvi del tuo, qui ho detto che è una serata tra amici. Questo è stato un anno per noi molto soddisfacente, molto bello, perché abbiamo avuto tante soddisfazioni, soprattutto da un punto di vista sportivo. Diciamo che a livello italiano il risultato migliore che abbiamo avuto è stato proprio al campionato italiano, dove ci siamo riconfermati per la seconda volta in semifinale. E invece a livello internazionale stiamo praticamente vincendo le ultime gare nella Rising Star e anche ottimi risultati nell'International Open, e risultati che ovviamente puntiamo a migliorare per il prossimo anno, sia a livello italiano che a livello internazionale, quindi siamo molto contenti. Lisa, passiamo il microfono. Tra l'altro chi segue Telefriuli sa che è un volto particolarmente conosciuto, visto che abbiamo già avuto il piacere di averti i nostri ospite. Senti, per arrivare a risultati così importanti, certo ci vuole sacrificio e passione, però cerca di descriverci meglio questo sacrificio e passione. Cosa significa l'allenamento, le ore, a quanti anni hai cominciato? Raccontaci un po' di te. Allora, io personalmente ho iniziato quando avevo più o meno 3 anni e mezzo con Marisa, andavo a fare baby dance e all'inizio, essendo che ero talmente piccola, mi addormentavo in macchina, quindi era una peste. E adesso, mano a mano che sono cresciuta, sempre più allenamenti, molto più intensivi, e adesso specialmente nell'ultimo anno, quando ho cominciato a ballare con Angelo, il ritmo si è aumentato sempre di più e adesso stiamo facendo allenamenti di anche 5-6 ore al giorno, oppure ci capita di andare in sala la mattina alle 10 e uscire alla sera alle 10. Tanto quindi... sacrificio, tanto sacrificio. Assolutamente. Cosa avete in programma in futuro? Adesso a gennaio, Allora, il 12... Passa lui, devo farti un'altra domanda a te, perché dopo devo chiederti un'altra cosa a te. Par condicio. Allora, fra appena 10 giorni abbiamo il prossimo campionato italiano, quindi dove puntiamo a migliorare il risultato dell'anno scorso. E l'evento più importante è questo, poi sicuramente durante tutto il 2023 ci sono come al solito tante gare internazionali dove ovviamente punteremo a fare il massimo. Un'ultima domanda, voglio il microfono a lei, perché siccome noi la vediamo così dolce, buona, tanto non ci sente nessuno, ma Marisa Benes com'è quando tiene i corsi? Tanto parla soltanto, non sente, siamo solo noi tre, che volete? Allora, pretende sempre tanto, perché vuole sempre il massimo da tutti, come è giusto che sia. Sì. Come è giusto che sia, pretende sempre il massimo, però non lo dice in maniera cattiva, ha sempre quel tono gentile che vediamo tutti i giorni, e quindi... Brava Marisa! Sentite, voi siete venuti a trovarci questa sera, siete nostri gratissimi ospiti, ma io non posso farvi andare via senza farvi fare una cosina. Giandomenico Ricci, ce l'hai una base? Dammi il microfono e a questo punto qualcosa dovete fare su questo cosa fate? Non so quello non è la torta, no, perché se a quest'ora, questa sera uno pensa alla torta. Ok, con noi, prego. Mi giravano gli occhi. No, e sta in piedi, cioè io stavo per cadere solo guardare lei come si vuole. Lei invece sta in piedi e anche senza, lui la tiene perché fa parte, penso, della postura, ma lei sta in piedi da sola, cioè non ha difficoltà.
Io vi ringrazio, poi ci rivediamo ovviamente, ecco, grazie per questo momento che ci avete regalato. Però a questo punto, sapete cosa facciamo? Io ho Roger, anche voi che siete a casa, io non so se siete al primo, al secondo, al dolce, se state aspettando la mezzanotte insieme a voi, però spostate i tavoli, alzate il volume della televisione, che vi sentono tutti i vostri vicini, ballate a casa con Roger DJ e se voi volete, questa diventa una pista da ballo, ballate, io non ballo, state tranquilli. Roger, vai! Le più belle canzoni del 2022 con Roger DJ per questa puntata speciale di 10-100.000 dedicata al Capodanno. Andremo ad ascoltare un mix dove i brani più belli del 2022 li potremo ascoltare, riascoltare. Cose musicali, un applauso a Amadeus che si prepara a fare Sanremo e quindi grazie, bravissimi, bravissimi. Poi passate da Paola Rizzotti per il compenso. Bene, sei pronto? René, mi ha detto René, lui è pronto, però sapete che René ha sempre bisogno. Ah, allora io mi sposto, mi ho detto che devo lasciare lo spazio, quindi io mi sposto da questa parte. Vado vicino a Roger, guardate, io vado vicino a Roger, ne approfitto per fare una domanda a Roger, se mi raggiungete qui, grazie. Allora Roger, grazie innanzitutto. Ciao, grazie a voi, grazie a tutti. Vediamo, esatto, eccoci qua. Allora, Roger, ti domando, anche a te, un episodio del 2022 positivo, qualcosa ti ha lasciato di bello, di particolare? Ma l'episodio più bello di quest'anno è stata la rinascita dei locali, la rinascita di tutta la gente al mare, la rinascita della voglia di divertirsi, la rinascita, bellissimo. Guarda, io lo notavo questa sera, io sono andato a rivedere le immagini, le foto del Capodanno dell'anno scorso e mi sono quasi emozionato questa sera, perché l'anno scorso eravamo divisi da plexiglass, comunque tenevamo le mascherine, comunque il numero di persone era molto limitato, invece rivedersi insieme questa sera è un gran bel messaggio. Poi le precauzioni, tutto, io non discuto su questo,
però è bello ritrovarsi, è bello rifare le serate, è bello rifare le serate in presenza, ne sa qualcosa anche Telefriuli, noi abbiamo fatto tanti eventi con loro e tanti altri ne farà Telefriuli, ne faremo insieme, è bello ritrovarsi, questa è la cosa sicuramente più bella. E tu pensa che l'anno scorso proprio qui a Telefriuli parlammo in una puntata di una trasmissione Malanotte, sì, che tu ricordi, dove si parlava proprio della ripresa dei locali, per fortuna c'è stata, finalmente c'è stata. Invece ti chiedo cosa, un episodio di un capodanno, io l'ho detto, no? Ricordatevi qualche capodanno passato. Tu ne hai fatti tanti lavorando, ovviamente, come tutti quanti Sempre noi dietro le quinte. che facciamo questo lavoro. Un episodio, un qualcosa che ti ricordi di un capodanno particolare. Guarda, il più bello è stato, secondo me, proprio 30 anni fa, 92-93. Eravamo al Casino Kapitanuka in Slovenia, in discoteca, nella discoteca sotto, in compagnia del compianto Wilfred. Bravo, abbiamo fatto... grande artista. Grande artista. Abbiamo fatto un capodanno insieme a Gio Squillo e Cabibbo, ma il bello della serata è che abbiamo lavorato a gratis. Sai com'è? Non vi hanno pagato, siete Sai scappati? com'è? Al casino, cosa fai? Ti è rimasto il segno. Basta, vergognati, continua a mettere rischi. René, hai preparato tutto? Parti con la musica. Eccolo, ma mi dico di partire con la musica. Facciamo un numero con il pubblico? Adesso Troviamo un andiamo con pezzettino. un po' di pubblicità e poi torniamo ovviamente con tante altre sorprese. Pubblicità, Grazie. René Magic Illusion, grazie. Mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori. Eccoci qua, eccoci sempre qui pronti. Pronti per il 10, 9, 8. Io capisco che c'è una ricordo un Fantozzi di qualche tempo fa, questa, dell'orologio che lo girava. Roger, quante doppie triple, Quante doppie triple. Vabbè, insomma, dai. Vabbè. No, grazie. Straballo, grazie ragazzi. Grazie Poi, ragazzi! ripeto, questa è una serata davvero tra amici, perché insomma a me fa molto piacere essere qui, perché sono persone che conosco, che stimo, ci stimiamo, ci frequentiamo, e quindi questa sera ho detto passiamo insieme l'ultima notte del 2022 e l'inizio del 2023 su Telefriuli, anche quest'anno, e questo mi fa molto piacere. Dottor Sdrindule,
Non mi avevi mai chiamato così. Ma ormai sai. Dottor, a proposito di orologi, Maestro. mi piace quella degli orologi, del countdown. Te lo ricordi? Te lo Sì. ricordi? Invece, a proposito di Capodanni, un No, bel- adesso devo No. dirti prima del Capodanno Ecco. che anche Fritz era oggi a Camporosso, era 2 ore che guardava l'orologio. E mi hanno detto che posso fare la doccia, ma non vedo da dove esce l'acqua. Non l'hai capita? No. Mi hanno detto che con l'orologio posso fare anche la doccia, ma non vedo da dove esce l'acqua. Che bella, questa è bella. Lasciala perché è bella. Ti ricordi 20 anni fa, ste cose le capivo, vedi, adesso invece faccio fatica. Guardami me. Che io, No, scusa, quindi sì. cosa vuol dire? Che la doccia aveva Lui l'orologio pe- subacqueo o esatto. perché l'orologio Lui erano quelli pe- che si usava bambini che sparazzava l'acqua? No, lui pensava... Ho capito, Hermes. mi vuoi sputanare? Hermes, sdrindole. No, invece proprio loro hanno ricordato questa cosa, che anticipiamo che facevo presto, che avevo un'altra serata. Invece un Capodanno che tu hai passato, che tu ricordi con simpatia. Quando ero giovane suonavo nei Principi Azzurri. Eravamo 4 personaggi brutti come la fame e abbiamo fatto un Capodanno in Carnia, non facciamo il nome per il paese, e avevamo portato con noi, che non abbiamo mai avuto il batterista, la prima batteria elettronica arrivata in Friuli. L'abbiamo presa a Cervignano, aveva 4 ritmi, valzer, begin, e faceva tic toc. Insomma, non ci hanno pagato. Non ci hanno pagato la serata perché hanno detto non abbiamo visto il batterista. Non vi dico cosa abbiamo fatto noi però. Quello magari ce lo facciamo raccontare da chi quella sera doveva pagarti, se torna a trovarci. Bravo, noi siamo andati in cantina, abbiamo caricato tutti gli amplificatori con le bottiglie che aveva lì e siamo andati a casa. Abbiamo come fatto una chiocca per strada. Ormai è prescritto tutto. Sì, Quindi, sì. Senti, una storiella delle tue, dai. Di Fritz? Sì. Ma una cosa bella, adesso è andato in Africa a fare un safari e quando aveva il leone davanti gli si è bloccato il fucile e dopo lui raccontava, ha detto bene o male che il leone è scivolato, così mi sono salvato. E il compare che era lì ha detto se ero io al tuo posto mi sarei cagato addosso. E lui ha detto dove credi che sia scivolato il leone? Allora, guarda che sì, ogni tanto mi viene da ridere anche a me perché penso che prima che scivolasse il leone, vedi la scena? sì, prima che scivolasse il leone correvano uno dietro l'altro in un albero, uno dietro l'altro, e Fritz ha detto l'ho sorpassato 7 volte. L'ho sorpassato 7 volte. Deve aver avuto una paura che non ti dico. Che bella la leggerezza che riesce a portare Sdrindole, sei unico. Mi sono accorto che la gente ride sempre meno. E invece bisogna farli ridere. La risata è un antibiotico senza effetti collaterali. Puoi assumerla in qualsiasi momento. Muove il buon umore e il buon umore è un antidoto a tante malattie. È vero. Bravo Sdrindole. Senti, io so che... Sì, io so tu che dimmi, dopo... tu dimmi. Io so che dopo... Dimmi. No, No. solo così, quando ballavano quei due, che io l'ho conosciuto che era così piccolo, hai visto che ragazzo, mi viene da piangere. Guarda, chiedili a lei, io mi emoziono e piango. Guarda che è una Vedo, cosa... perché sei una persona molto sensibile. Sì, ma lo so. è una roba... Quasi me li porto a casa io. Se vogliono, è un bravo ragazzo, state tranquilli, è un bravo ragazzo. Senti, io so che...
Io so che dopo farai qualcosa con la Straballo, vero? Ci state preparando? Ho scritto lì dentro mentre aspettavo un pezzettino che canteremo insieme, ma non so se è il caso. No, è il caso sicuramente. Cosa dici? Facciamo fare una canzone adesso a loro? Ma sì, quello che canteremo è Jingle Bell in friulano. Dopo, intanto Non è andiamo mai con la Straballo, Sdrindule! A 10-100.000 Capodanno, Straballo, a voi! Vai. Trento 12 dove si balla con la Straballo Band in diretta su Telefriuli. Dove vuoi andare ti amo, e a noi va bene balliamo, sei bella ti lasci guardare, con te non c'è niente da fare, nascosto dai lunghi capelli, tu balli ma i gesti sono quelli, bambina ti voglio, ti sento, mi sfuggi, ti seguo e mi arrendo. Cioccolato, dolce, un po' salato, tu gelato al cioccolato, faccio al cioccolato, io te lo rubato, tu gelato al cioccolato, cambio, io seguendo una libellula in un prato, un giorno che avevo rotto col passato, e mentre già credevo di esserci riuscito, io sono caduto. Chissà chi sei, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo, come te adesso un po' paura, ora che questa avventura sta diventando una storia vera, spero che non sia sincera. Voglio sentirvi da casa a cantare, Alzate il volume del televisore e aprite per un attimo le finestre. Fate sentire per le strade Telefriuli. In studio mi accompagnano con la voce. Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola, su di noi se tu vuoi volare. Fuori la voce, dai! Su di noi, su di noi, su di noi. Oh! Ragazzi a casa e voi seduti, vengono i tergicristalli. Forza, forza! Dalla lucina rossa vi vedo anche a casa, Posate le forchette, i tergicristalli. Gianna, Gianna, Gianna sostiene fantasie di illusioni. Gianna, Gianna, Gianna prometteva pareti e fiori. Gianna, Gianna aveva un coccodrillo ed un dottore. Gianna non perdeva neanche un minuto per fare la sapete con noi. Ma è la festa, cavolo noi! Viva la vita! Viva la vita! Stai cominciando un mondo diverso, ma fatto di sesso. Ancora un giro più forte. Ma è la festa di noi! E viva la vita! La gente si sta, stai cominciando un mondo diverso, ma fatto di sesso. Mi dirà, verrà. Sembra un angelo caduto dal cielo, com'è vestito quando entra al sassofono, ma si annoia appoggiata a uno specchio, tra fanatici in pelle che la scrutano senza poesia, e tornando
tornando a casa. Lei ballerà fra le stelle accese e scoprirà l'amore sperato. Bravi! Ci prepariamo qualcosa in pubblicità. Allora, scoprirà la pubblicità. Stravallo! Di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori. Ci stiamo avvicinando alla mezzanotte e si vede l'entusiasmo e l'euforia che c'è in questo studio. Noi abbiamo già pronti i vini Ermacora, anzi facciamo un applauso a Ermacora, questa azienda straordinaria che questa sera andremo a fare il brindisi con gli amici di Ermacora, grazie davvero. Io però prima di andare a presentarvi un balletto importante vorrei ricordare un appuntamento molto interessante. Protagonista è la Cineteca del Friuli, sapete che è amica storica di 10-100.000 e in questi giorni c'è il cinema di Pasolini visto dai manifesti, la mostra al Castello di Gemona del Friuli fino al 10 aprile, aperta anche durante le festività, in chiusura di un anno contrassegnato da tantissime iniziative che hanno reso omaggio in Italia e all'estero alla figura di Pierpaolo Pasolini. Nel centenario della nascita la mostra allestita al Castello di Gemona fino a lunedì 10 aprile 2023. È la prima a esporre materiali cartellonistici che furono utilizzati per promuovere l'uscita dei film di Pasolini, non solo quelli relativi alla sua attività di regista, ma anche quelli cui collaborò come sceneggiatore o attore. PPP 100, il cinema di Pasolini visto dai manifesti, curata da Luciano De Giusti e Piero Colussi con l'allestimento di Nicole Previsani e Ivan Marin, è realizzata dal Comune di Gemona con la Cineteca del Friuli e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia. Ripercorre tutta la carriera cinematografica del grande regista e intellettuale di Casarsa, attraverso i manifesti, le locandine e le fotobuste originali dell'epoca. Nei 4 piani dell'edificio delle ex carceri del Castello, oltre ai manifesti, sono esposti altri cimeli di grande importanza, come il bozzetto originale di Accattone, della collezione di Alessandro Orsucci, alcune delle collane che Maria Callas sfoggia in Medea, 3 costumi dello stesso film, di cui 2 indossati dalla grande cantante, e il costume indossato da Totò nel cortometraggio Che cosa sono le nuvole, tutti forniti dalla storica sartoria Tirelli di Roma e disegnati dal grande costumista premio Oscar Piero Tosi. L'immagine ideata per l'evento è del fumettista pordenonese Emanuele Barison. La mostra è aperta dal 25 dicembre ed è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12.30, dalle 14.30 alle 18. Il 1 gennaio, quindi domani, è aperta solo il pomeriggio. Dall'8 gennaio la mostra sarà visitabile con gli stessi orari solo il sabato e la domenica. L'ultimo giorno sarà lunedì dell'Angelo, quindi il 10 aprile. L'ingresso per vedere tutto questo, ed è qualcosa davvero di straordinario, è libero e gratuito. Per informazioni visiti gemona.com e www.cinetecadelfriuli.org. Facciamo un applauso per la Cineteca del Friuli. Sono molto contento che in qualche modo la Cineteca è stata presente anche in questo appuntamento. Ma adesso Marisa Benes. Vediamo a ballare di nuovo i nostri ragazzi campioni regionali 2022, Alexei Cepak e Alessia Spinelli su una colonna sonora di Ed Sheeran, Photograph. Eccoli. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes, but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. Keep this love in a photograph. We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep
under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home. Alexei e Alessia, bravi, bravi. E a questo punto ci stiamo preparando per la mezzanotte. E cosa c'è di più bello che far partire Roger DJ con le sue canzoni, con le sue selezioni musicali? Noi cominciamo a prepararci con le bottiglie, le cose, tutto quello che serve. Roger, vai! La pista è tutta per voi e ovviamente per voi che siete a casa alzate il volume perché si balla con Roger DJ da Telefriuli, Capodanno di 10, 100, 1000. Cominciamo a preparare i bicchieri, sì. C'è ancora qualche minuto, però cominciamo. C'è Paola Rizzotti che pensa anche a questo. Brava Paola, grazie. I miei e quelli di Roger sono qui, Guarda il cielo, proprio lì una stella cade. Ballano anche sul posto, visto? Dopo un po' la timidezza ti scompare e ci troviamo, arriva soli. Poi ci prepariamo tutti al centro, ovviamente. La bottiglia la apriranno Hermes, Sdrindule insieme a Nicola della Stravallo. Diamo a loro questa risposta. Poi voglio qui la Marisa, ovviamente il nostro René Magic Illusion. Cominciamo a prepararci. Prendo io per Roger. Il bacio si dà sempre a una donna all'inizio, quindi Rizzotti, il bacio si dà sempre a una donna, vieni. È vero che c'è anche la Marisa, però, è vero. Avevo paura fosse venuto vicino a me Sdrindule, questa era la... Manca poi, io c'ho il bicchiere per Roger, io c'ho il bicchiere... Aspetta, facciamo il conto alla rovescia. No, aspettiamo. Che bello. Chiedo al pubblico di fare un applauso per questi amici che ci hanno fatto compagnia. Ma guardate che la serata non termina alla mezzanotte, ma io proseguo. Non posso fare che dopo parte tutto qua. Sto tenendo duro che già sta uscendo. Eccolo qua, mancano 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2023! Attento ai fari Hermes, attento ai fari! La Madonna! Buon anno Marisa! Bacio Rizzotti subito! Io mi bacio la... Bacia la Miss. Io bacio la Miss. Dopo arrivano anche i bicchieri per tutta la band. Un po' per Roger. Non si può non portare al DJ. Grazie. Viva. Ho baciato la Rizzotti io. La luce, serenità e non Salute, caro Hermes. Ciao fratello. Miss, viva. Buon anno. Cincin amici. Ma adesso vi bacio. Auguri cantante. Ma venite qui anche voi. Siamo qua. Un pubblico così bello. Venga pure qua. Offrirà la cana. Speriamo a cana. Venite insieme, dai, tutti qua. Protagonista anche il pubblico questa sera. Come prima. Auguri ragazzi. Anche prima facciamo gli auguri. Ragazzi, io non bevo alcol, non l'ho neanche toccato, lo bevete? Amici, auguri.
Auguri Hermes, auguri Sdrindul. Auguri a tutti, salute, serenità, che la vita vi sorrida sempre e che il 2023 ci sia un po' di pace di più. Siamo stanchi di sentire guerre. Fammi prendere il microfono perché a questo punto, Marisa, vuoi aggiungere qualcosa? Marisa Benes. Marisa! I tuoi ragazzi, esatto. Vuoi aggiungere qualcosa agli amici, gli auguri che sono... Venite, venite! Alexei, Alexei che mi fai piangere ogni volta che ti vedo. in bocca al lupo, che abbiano tutto il mondo abbia voglia di ballare perché è la cosa più bella. C'è bisogno, Paola, vuoi aggiungere qualcosa? Auguri di tanta serenità. Devo stare così, se non mi beccano di profilo. Ragazzi, auguri a tutti quanti da casa e chi ci segue da vicino e da lontano. Un bacio dalla Straballo Band. Io vi ricordo che fra qualche istante ci sarà la pubblicità, poi torneremo in studio perché si balla, si ride, ci si diverte, ci sono ancora tante cose. Dov'è Roger? Roger, vai, gli auguri anche da parte tua. Auguri, buon anno a tutti e uscite dalle case, tornate a ballare! René! Allora, tanto vi mando un grande abbraccio e vi auguro un magico 2023. Ciao! Bravo René, poi ti vediamo, so che avevi un numero in sospeso. Vengo anche da voi. Auguri a tutti e buon anno. Auguri a tutti, spero che passiate un anno migliore. Bravo. Maria! Buon anno. Io, visto che tu sei brava in lingue straniere, abbiamo tanti amici che ci seguono anche online e magari in streaming anche dall'estero. Inglese, tedesco e cos'altro? Spagnolo. E spagnolo, dai, vai. Inglese Happy New Year, tedesco Frohes Neues Jahr e spagnolo Feliz Año Nuevo. Bene, quindi lo sapeva anche lei, lo sapevi tu, non avevi problemi. Joyeux Macron. Ah, no. Meglio che andiamo in pubblicità, va, torniamo subito. Meglio che andiamo a volte la pubblicità ci salva. La pubblicità ci salva. Pubblicità. Mazzolin di fiori che vien dalla montagna. Ma che bello che è festeggiare insieme a voi. Guardate, è una cosa bellissima. Insieme a questo gruppo di amici che si è trovato, ancora tanta musica, adesso veramente potrete ballare anche a casa, però permettetemi prima di fare dei ringraziamenti. Giandomenico Ricci che è in regia, facciamo un applauso per Giandomenico, grazie. Chiara Miscoria che è qui di fronte a me, grazie Chiara. E Martina Beraldo che è in regia anche lei, grazie, siete straordinari. Un ringraziamento poi lo facciamo a Telefriuli, la faccio alla direttrice Alessandra Salvatori e a tutto questo staff di questa emittente straordinaria. Grazie anche a Paola Rizzotti, che comunque come dico io è una regista in campo, Ma adesso è mezzanotte, mezzanotte e qualche minuto, è arrivato il 2023 e c'è la Straballo. Ci divertiamo con loro, Straballo Band, a voi! Vai! Con le mani al cielo, tutti in pista, scendiamo in pista, vai! Danza duro! La mano arriva, cintura sola, da media vuelta, danza duro, no alcance ahora, porque solo empieza, mueve la cabeza, danza duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro, no alcance ahora, porque solo empieza, mueve la cabeza, danza duro, balanza con una locura, morena, buena, volar, que mágica verás, pero no alza tu duro, balanza con una locura, morena, buena, volar, que mágica verás, hoy, que va a beber, Kuduro, vamos a danzar, Kuduro, hoy, c'è sabore, allora brava a danzare, Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no le canse ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza
kuduro, perderse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza kuduro. Se la veo al mio carro regole un po', già da tutto preparato perché frega un po'. Mi navegamos siempre pasa festa, me riga más tarde, o a adorar, vamos a esta canta, me riga más tarde balada, pero que circo no sé la madrugada, danza, ora, a ver, sola y ahora, me riga más tarde balada, pero que circo no sé la madrugada, danza, ora, a ver, sola y ahora, Gustavo Lima, Gustavo Lima, se você me olhar, porque te pegar, eu vou namorar com Cristal, que só de barulhar Gustavo Lima, Gustavo Lima. Olè, tutti giù a Lignano a prendere la tintarella, la pelle nera per questo 2023, da ballare assieme coi cocktail che ti intinnano. Nera come la tua schiena, vestita da sera, sciogliti i capelli e poi balla un po' nera come questa sera con la luna piena, muoviti i capelli e poi balla un po' nera come questa sera con la luna piena, muoviti i capelli e poi balla un po' nera come questa sera con la luna piena, muoviti i capelli e poi le mani al cielo, vai! Per voi Straballo Band. E non c'è bisogno di niente, ai 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 ai, quando la luna ti prende, ai 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 ai, tra il cielo e la savana, tutto girava, Jambo Uana, dicevi tu, Straballo Band. Dal vivo Straballo Band. E non c'è bisogno di niente, ai 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 ai, quando la luna ti prende, ai 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 ai, tra il cielo e la savana, tutto girava, Jambo Buana, dicevi tu, Straballo Band. Vediamo se ha capito, dal vivo con noi Straballo Band. Hai indovinato, brava. Vai vai. Cercavo un mare caldo e ho trovato te, col vento così forte, non dirmi buonanotte, soltanto per stasera. Amore capoeira, casaccia e luna piena, come in una favela. La sapete? Come in una favela. Qualcuno vuole cantare con noi? È libero il microfono, Un mare caldo e ho trovato te, col vento così forte, non dirmi buonanotte, soltanto per stasera. Amore capoeira, casaccia e luna piena, come in una favela. Ragazzi, la baciata, quello che succede a Telefriuli a Capodanno rimane a Telefriuli, per cui sceglietevi un partner, cingetelo stretto stretto, la mano scende, vai! E ci diamo un appuntamento? Dimmi dove e quando, dimmi dove e quando, da stasera non arrivo in ritardo e non ho nessuna scusa stupida, non importa neanche il traffico che c'è. Dimmi dove e quando,
soddisfazione. Dimmi quando? La mezzanotte è passata qui a Telefriuli con la Straballo Band. Dimmi dove e quando. Valerio? Dimmi dove e quando. Michele, io approfittiamo di Sdrindule. Dai. Ragazzi, ma quando mi ricapita Capodanno in diretta, adesso Sdrindule gli è venuta sete, si deve umettare le corde vocali come insegna la tradizione. Ricordati! No, ma qua fanno i ragazzi, qui c'è gente che si fa i selfie. Il mago dov'è? René che si mette a fare un numero qui di magia davanti alla telecamera. L'abbiamo provata, è 2 mesi che la proviamo. Perfetto. Ricordati una cosa. Mi dica. Mi è andato in testa, come a Fritz che ieri sera era ubriaco e l'ha fermato il maresciallo dei carabinieri di Tarvisio, che è tremendo. E ha detto scenda dalla macchina. Raccontala, così poi andiamo. Dopo cantate. Dopo. Sì, e Fritz ha detto sono ubriaco, è meglio che salga lei. Ce ne racconti un'altra velocissima? Ha detto Fritz, io sono orgoglioso, faccio l'amore con mia moglie mentre guardo la televisione. Che programma guardi? Le previsioni del tempo. Allora, io andrei in pubblicità. Sì. E poi ci stiamo preparando per un qualcosa di inedito. Inedito, ragazzi, accendete il videoregistratore, registrate questo frangente perché non capiterà più. Senti, siamo nel 2023, il videoregistratore. A casa magari ce l'ha ancora. Sì, no, io sono uno di quelli, però insomma. Sdrindule e Straballo Band assieme. Bellissimo. Fra qualche istante, Straballo, un grande applauso per la Straballo. È un momento di alta libidine. Quel di fiori che viene dalla montagna, quel mazzolin di fiori. Eccoci qua. Vedo che la Straballo sta ultimando delle cose, degli appunti che si sta prendendo perché è una cosa. Fatto perché si sa che gli spettacoli vanno sempre provati prima, infatti. E infatti? In pubblicità abbiamo provato. La pubblicità a voi serve perché trovate sempre delle aziende che possono essere interessanti. A noi serve in questi momenti per fare un po' per inventarci qualcosa, perché a noi piace anche fare un po' televisione così. Allora, Sdrindula e Straballo. Sì, io posso solo dirti, Fritz, quando sei sul water leggi qualcosa? Ho detto no, faccio tutto a memoria. Però il 2023 vogliamo cominciarlo in allegria e questo ci piace. In allegria, in maniera anche romantica. Allora, ci siete? Perché il brano maestro, capostrada così della discografia di Sdrindule. Friulana, 1980. Ecco, è uno solo. E che io morirò, però la canzone resterà. Ecco. È Gnot d'amore. E io con Straballo un pezzettino ce la facciamo. Grandi! Sì. Cominci tu? Io ti vio, ma c'è freddi verso l'italiano. Io credevi di veti per me tutta la vita. Bevi un agnul poi sul culo, mi diceva con te sei sicuro, che in distrette, poi strette d'amore, io e tu vazia, senza diminuire, illusione di un momento, di un gioco, di una poesia, io l'esperica, ma non tornerà. Ancora un giro insieme. E tu vazia, senza diminuire, festeggiare dal tuo quarto che lieto, io non hai più in lui, io ti prego, Signore, io degli dolore,
concerto a San Siro a Stridone, capito? Quando vai a San Siro veniamo ad aprirti il concerto. Onestamente mi andrebbe bene anche a San Quirino. Vado per San Quirino. Che bello. Grazie per questa opportunità. È stato Grazie, grazie. Essere qui con voi. Questo Grazie a voi per aver accettato il nostro invito, ma non è finito qui. Roger! E adesso discoteca, Roger DJ. E ovviamente tutti di nuovo sul palco perché ci stiamo avvicinando alla chiusura di questa puntata speciale di 10-100.000, ovviamente dedicata al Capodanno. Benvenuto 2023 da parte di tutto il nostro staff che ci ha fatto compagnia questa sera. Venite qui, dai, ballate e poi tutti davanti alla telecamera. Tutti insieme. Grazie. Cintura, rodilla, al piso, vai, pasa una strada, upa brava i fracca, dici cosa más linda, upa neghi come sa duanda, come sa duanda, come sa duanda. Andate alla messa del primo dell'anno, fermate il parroco e chiedete l'anno prossimo, 2023, al santo patrono del vostro paese Straballo Band, mi raccomando. Fermate il parroco e dice quest'anno vogliamo la Straballo. Io però al prossimo cambio vorrei Roger che venisse al centro del palco perché l'applauso venga. Facciamo fare il cambio che deve. E come me occupa mezzo palco. Vieni. Roger DJ. Ah, che bella questa! Ade Roger! E a questo punto io vorrei presentarvi a tutti i nostri amici. Marco, vi passo davanti alla telecamera, ma visto bene. Playboy! Paola Rizzotti, vai, anche tu, vai. Playboy. Poi Alexei e Alessia, prego. Maria Franceschi. E la Straballo Band.
Angela Elisa. René Magic Illusion, prego. Il nostro pubblico, dai, forza. Roger DJ. E a questo punto sfumiamo la musica, teniamo questa bella canzone in sottofondo. Io voglio ringraziare ancora Gian Domenico Ricci, Chiara Miscoria e Martina Beraldo, insieme a tutto lo staff di Telefriuli che ha reso possibile tutto questo. Ma permettetemi un abbraccio forte a tutti quanti voi che ci avete seguito. Grazie, e soprattutto questo abbraccio permettetemi di estenderlo a questo straordinario gruppo di amici che questa sera hanno deciso di trascorrere la notte di fine anno insieme a voi. Grazie davvero. Buon 2023 a tutti, alla prossima, ciao! Fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, quel mazzolin di fiori che vien dalla montagna, e bada ben che non si bagna, che la voglio regalare.